Si ferma ai 16esimi di finale l'avventura in Coppa Italia d'Eccellenza del Gioiosa, che nel match di ritorno contro la Nebros fa 0-0 nei 90 minuti, ma poi cede ai tiri dal dischetto. Dopo il 2-2 maturato sabato scorso, le due squadre provano a fare loro la sfida. Il Gioiosa avrebbe una buona occasione dopo 4 minuti, ma Neres la sciupa mandando sul fondo. Gli ospiti rispondono al 17esimo con Di Vita, che penetra in aria e col sinistro calcia, trovando però il muro Granata. Locali che prima dell'intervallo si fanno vivi con l'ex Terme Vigliatore Malan, il cui destro sorvola di poco la traversa. Nella ripresa però la Nebros spinge di più, costruendo alcune importanti palle gol. Prima con Di Vita, il cui tiro cross è respinto da Bonfiglio, poi con Spinella che sfiora il palo alla destra del portiere, quindi con Camara la cui botta non centra la porta per questioni di centimetri. Subito dopo con De Gaetano che conclude da fuori trovando ancora attento Bonfiglio, ed infine con Spinella che da posizione defilata costringe l'estremo gioiosano agli straordinari. Finisce così gara che si decide dunque ai rigori. Inizia la Nebros con Petrullo che spiazza Bonfiglio. Per il Gioiosa calcia Neres, ma Vito Giuseppe intuisce e respinge. Poi Travaglia non sbaglia per il 2-0 Nebros. Granata che tornano in corsa con il rigore trasformato da Meduani, ma Capitan a buon tempo ristabilisce le distanze per la Nebros. Quindi Giovagnoli fa 2-3 spiazzando Vito Giuseppe. Si prosegue con De Gaetano che fa centro con un destro secco realizzando il 4-2, trasforma anche Peté per il Gioiosa, ed infine il rigore decisivo per la Nebros lo calcia Pontini che batte Bonfiglio, spedendo agli ottavi di finale la Nebros. Applausi comunque per la formazione gioiosana che alla sua seconda gara storica in eccellenza non ha demeritato.